Siamo con il professor Alfredo Prato, direttore dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Ecco, vogliamo fare un po' un consuntivo di ciò che è stata l'attività, professore, durante il Covid-19. Ecco, l'Accademia cosa ha fatto in particolare con i suoi allievi? L'Accademia, come un po' tutte le accademie italiane e le facoltà universitarie, hanno continuato a lavorare con lezioni online. Devo dire che l'Accademia di Agrigento è stata tra le prime accademie ad attivarsi con questo tipo di lezioni online e i ragazzi hanno seguito con molta attenzione. Direi quasi, per quello che ho potuto vedere seguendo le varie lezioni, che sia i professori che gli allievi sono impegnati forse di più di quanto ci sono state e ci sono le lezioni in presenza. È stato un momento particolare che si doveva superare appunto, con questo tipo di attività didattica che pensiamo di ultimare in questo mese di giugno, e gli esami delle singole materie si faranno nella prima settimana di luglio, a decorrere dalla prima settimana di luglio, in maniera online, con una procedura che è stata stabilita anche dal Ministero, mentre per quanto riguarda le tesi si svolgeranno possibilmente l'ultima settimana di luglio, oppure addirittura saremo costretti per poterle svolgere in presenza, saremo costretti a rinviarle nel mese di ottobre-novembre di quest'anno. L'attività dell'Accademia continua con le iscrizioni anche sia in presenza in segreteria che online, visitando il sito dell'Accademia www.abama.it. Sono interessati i ragazzi non solo della città e della provincia di Agrigento, ma di tutta la Sicilia e anche di fuori regione, nonché allievi provenienti da paesi europei e anche extraeuropei. A tal proposito devo ricordare che è incaricato per le attività le attività internazionali il professor Beniamino Biondi, che è attivo proprio e specializzato in questo settore. Quali saranno i corsi, diciamo, giusto per ricordarlo a chi ci ascolta, che quest'anno attiverete, professore Prato? I corsi sono i 4 corsi fondamentali dell'Accademia di Belle Arti, cioè pittura, scultura, decorazione e scenografia. Le iscrizioni provengono da allievi che hanno frequentato il liceo artistico oppure qualsiasi altro tipo di studi superiori, non occorre che siano provenienti dall'istruzione artistica. Per esempio, un ragazzo che esce dalla ragioneria può venire a frequentare l'Accademia di Belle Arti. Devo precisare quello che molti magari non sanno, che i rami di pittura, scultura, decorazione e scenografia non escludono altro tipo di insegnamento, quali filosofia, altre materie praticamente culturali, che non hanno niente a che vedere con le attività laboratoriali, e questo è importante. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, e proseguo dopo la laurea all'Accademia di Belle Arti, i ragazzi una buona parte riescono a inserirsi nell'insegnamento e un'altra buona parte nelle attività attuali, diciamo moderne, che vedono delle specializzazioni che riescono a raggiungere nelle Accademie di Belle Arti. L'Accademia, e concludiamo, è sempre punto di aggregazione culturale della città di Agrigento, ma anche della regione, professore. Ecco, dopo il Covid si riprenderanno i nuovi appuntamenti, gli incontri letterari, le tante iniziative che si svolgevano solitamente qui all'interno della vostra struttura? Sicuramente l'attività riprenderà a settembre come al solito, con un rapporto continuo con la città di Agrigento, anche con i centri della provincia e dell'intera regione. L'Accademia è un istituto a servizio delle attività anche politiche, tra virgolette, della nazione, dell'Italia.